Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora ormai ci stiamo assuefacendo al fatto che ogni 2 mesi c'è un tentativo di attentato a Donald Trump, ogni 2 mesi qualcuno tenta di accoppare il candidato repubblicano alla Casa Bianca. È come un contrattempo, una tappa della campagna elettorale, diciamo, da qui a novembre. Ecco, focalizziamo un attimo, prima di entrare nei dettagli della cronaca, l'enormità dell'accaduto. Ormai è evidente che Donald Trump è un candidato nel mirino in senso, ahimè, letterale, è un candidato assediato, perché uno che subisce 2 tentativi di attentato in 2 mesi è un candidato assediato, cioè c'è un clima per cui ogni 2 mesi qualcuno prova a farlo fuori. Cos'è successo? L'ex presidente era impegnato in una, diciamo, domenica di relax al Trump International Golf Club di West Palm Beach in Florida, quando a un certo punto gli agenti del Secret Service hanno avvistato qualcuno che da qualche centinaio di metri stava prendendo la mira per sparare. Hanno sparato loro per primi, l'uomo è scappato e poi è stato arrestato poco dopo. E voi capite che siamo di fronte veramente all'assurdo, che rischia di diventare una sorta di pseudo-normalità che non è tale. Il fermato si chiama Ryan Root, ha 58 anni, viveva agli Hawaii dopo una vita in North Carolina, era molto attivo sui social dove già dava dei segnali per cui voleva organizzare combattenti che andavano in Ucraina, un giro di volontari afghani, ma senza avere alcun titolo o capacità militare pregressa, per caso. Quindi insomma, non un profilo linearissimo. C'è un punto, diciamo, simbolico che di qua dall'Atlantico facciamo fatica a capire, ma che è quello che si riassume nella reazione di Trump, che anche questa volta ha detto: sono al sicuro, sto bene, non mi arrenderò mai. E più accadono episodi abnormi del genere, più Trump agli occhi, direi, dell'intero elettorato americano, che non sia quello incistato sulle due coste, cioè fuori da Manhattan e da Santa Monica, appare come il portatore della bandiera americana assediata e oggetto di attentati. Cioè c'è un effetto di immedesimazione dell'elettore americano che aumenta a ognuno di questi episodi, ma soprattutto la cosa, ahimè, interessante è che tra i vari più o meno pseudo-deliri social, questo attentatore aveva scritto contro Trump, che la democrazia è in ballo, in questa elezione essere in ballo è la democrazia, e che è esattamente la parola d'ordine, il refrain, il messaggio, forse l'unico, visto che ha un poco da rivendicare, dell'amministrazione uscente, che i democratici stanno portando avanti in queste settimane, in questi mesi. Cioè la rappresentazione con la sponda enorme garantita dai media liberal d'oltreoceano e dalle loro filiali europee italiane, è la rappresentazione che c'è la cittadella della democrazia americana e l'orco fuori, e il puzzone fuori che la assedia. Nessuno ricorda che il puzzone per 4 anni ha già amministrato la cittadella americana con oggettivi ottimi risultati in economia, in politica estera, in benessere degli americani. Questo ormai trascolora a dettaglio, cioè la democrazia a rischio. E quando Joe Biden si è ritirato, ha usato proprio questa chiave retorica, ha detto: mi ritiro per salvare la democrazia. E anche la sua sostituta, la vice che hanno tirato fuori dalla naftalina in cui l'avevano messa a causa inettitudine, Kamala Harris, nel dibattito
ha insistito più volte: bisogna difendere la democrazia, bisogna salvare lo Stato di diritto di fronte a quest'uomo che aveva di fronte, cioè un ex presidente degli Stati Uniti. Cioè questa assurdità logica ha attecchito nel dibattito grazie alla nemica principale di ogni logica, cioè l'ideologia. Ed è esattamente la parola d'ordine che uno sbandato, un disturbato ripeteva sui social. A queste elezioni è in ballo la democrazia e capite che se il racconto della candidata democratica, del Partito Democratico, di tutti i suoi numerosi addentellati mediatici, intellettuali, per modo di dire, tutti i suoi sponsor illustri da Oprah Winfrey in giù, insomma, se tutta questa bella gente ci dice che con Trump è a rischio la democrazia, poi trovi quello che effettivamente ci crede e si avvicina tra l'altro con una K47, cioè con un'arma molto più pericolosa di quella usata nel precedente attentato. E diciamo che sia di là che di qua dell'Atlantico io mi farei qualche domanda forse in questi signori, cioè mi porrei il problema di affinare, approfondire, cambiare un po' questo racconto per cui c'è l'orco e la democrazia. Ma ahimè, sono sicuro che non lo faranno. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.